Franco Zotti, allora voi siete stati accusati di razzismo, di istigazione alla violenza, tutte queste varie, diciamo, parole che escono. Sta di fatto che invece siete forse i primi che si sono mossi per dare una certa regolarità e soprattutto far conoscere il caso dei profughi afghani in provincia di Gorizia. Ma certamente, tu mi conosci da anni, insomma io sono un tipo abbastanza, diciamo, che fa le cose folcloristiche ma con giudizio. Io già un anno fa ho denunciato sia in provincia che al prefetto che al sindaco di questo accampamento, di questi 20, quella volta erano solo in 20. E poi con l'andare del tempo si è sparsa la voce che qua si sta bene, quindi hanno il loro ambiente naturale, si divertivano a stare lì. Però tutti mi hanno accusato che ho scritto clandestini fuori dall'Isontino, a parte che questi qua non sono nemmeno clandestini, quindi non vedo dove c'è lo scandalo, insomma, no? Però mi domando come una città come Gorizia, come un prefetto o un presidente della provincia che per un anno sapevano di questo problema e non hanno fatto niente. Adesso c'è uno a Catinara con la tubercolosi che era a contatto con noi, perché queste persone qua viaggiavano in città, prendevano l'autobus, andavano a bersi il caffè, quindi ecco. Adesso abbiamo fatto finalmente, hanno fatto finalmente un campo di accoglienza che però anche lì è allo sbando perché non c'è un'infermeria. Ieri sera ho telefonato io al 118 a venire a portare un dottore perché c'erano due che hanno la febbre, uno l'hanno rilasciato e uno è ancora lì al pronto soccorso. Quindi ragazzi stiamo attenti, in questo campo c'è gente che entra, che esce, bambini. No, confermo quello che sta dicendo perché io ci sono entrato e uscito senza nessun problema. Ecco, hanno un gabinetto in 100 persone, questo mi sembra veramente ridicolo, cioè non possiamo tenere 100 persone in un posto con un gabinetto, cioè dobbiamo creare sicuramente un posto idoneo. Ecco, torno a ripetere, ieri c'è stata una manifestazione in corso dove ho partecipato anch'io, nonostante che era di Rifondazione Comunista e tutta la compagnia bella, e ho preso la parola e ho detto guardate, io non sono né razzista né tutto quello che mi date la colpa, io me ne prendo a casa uno, oggi stesso me ne portate a casa mia uno. Però tutti quelli del PD e di compagnia bella se ne portano a casa uno. Ieri eravamo in 100 alla manifestazione e avevamo risolto il problema, perché abbiamo 100 persone qua, ognuno se la prendeva a casa sua e non spendiamo né soldi né di accampamenti, niente. Ognuno si porta a casa uno. Io sono dell'idea che comunque è questo. Adesso c'è un problema enorme. Tutta quell'area dove loro erano accampati, ci sono un sacco di immondizie, di vestiti. Chi pulirà? Cosa succederà lì? Ecco, questo mi domando e chiedo al sindaco in primis, al prefetto, che è la persona che secondo me dovrebbe intervenire subito, chi andrà a bonificare là? Io sono pronto. Mi permetta, quanto tempo è che sta cercando una risposta dal prefetto e il prefetto non le risponde? Allora, inizia ai primi di febbraio, avevo invitato il presidente Gherghetta ad andare a verificare in quella zona. E poi ho chiesto quindi io sto aspettando da 8 mesi c'è un incontro con il prefetto. Io capisco che il prefetto adesso è diventato responsabile di Venezia, ha 1500 problemi, però ragazzi, quando un cittadino aspetta 8 mesi un incontro mi sembra che è un po' ridicola la cosa. Ecco, quindi torno a ripetere, noi della Lega Nord e noi goriziani, tutti quei disoccupati che sono di Gorizia, siamo pronti ad andare a bonificare l'Isonzo, però dobbiamo attrezzarci, non si può andare in Isonzo così, ragazzi, bisogna andare là con tutti col celofan, con i guanti, con la mascherina, lì c'è veramente secondo me un pericolo infettivo, dopo non lo so. Adesso arriva anche il sindaco, casomai, Ettore, vuoi dire due cose? Ecco, il sindaco non dice niente, però il problema esiste, mi meraviglio anche del sindaco che non vuol dire niente, e questo è grave. Senta, comunque come Lega Nord voi vi state diciamo, muovendo per dare non solo alla polizia dell'Isonzo ma coinvolgere queste persone nei lavori cosiddetti socialmente utili. Certo, io non vedo perché queste persone per esempio non potrebbero essere utilizzate per mettere a posto un po' questa città, non so, tagliare l'erba, pulire le immondizie, e oltretutto sarebbe veramente serio che queste persone che sono là, che si annoiano anche perché sono gente giovane da 20 a 30 anni, potrebbero venire con noi a pulire l'Isonzo, perché no? Sarebbe un gesto di fratellanza, di unione e risolvere questo problema degli odi, delle bandiere, della politica, cioè che veramente sono cose ridicole. Torno a ripetere, io me ne prendo uno a casa mia, fate anche voi così. Cosa è successo negli ultimi tempi? Allora, negli ultimi tempi io ho fatto diverse telefonate, svariate telefonate alla polizia per via di questo problema degli extracomunitari, chiaramente, che sono venuti in autolavaggio spesso e volentieri a farmi sparire tanti materiali, sedili, non sedili, le pensiline, l'asta di policarbonato che servono a noi per fare le pensiline, per l'autolavaggio chiaramente, perché serve per lavorare. È stata aggredita mia moglie 2 volte e in questi 2 giorni che io ho fatto queste chiamate, la polizia lo sa, loro sono intervenuti.
non chiaramente tutti, perché comunque mi hanno anche detto che non possono fare niente di così eclatante, possono soltanto controllare e finisce là. I carabinieri invece li ho chiamati, spesso e volentieri non sono venuti, hanno tirato dritto, cioè mi hanno salutato, li hanno guardati, hanno tirato dritto e la polizia di questo è consapevole. Allora io dico, io non voglio usare del razzismo, è sbagliato usare del razzismo, per l'amor di Dio, però se questi, come diceva giustamente Zotti, se questi personaggi sono adesso messi lì in via Bras con le tende e tutto, i nostri goriziani che sono senza lavoro chiaramente dormono in macchina, dormono in giro, io ho cercato di aiutarne più di uno, ho cercato di dare una mano a più di uno di loro, ma non sono, cioè, da solo non riesco a fare grandi cose, vogliamo fare qualcosa anche per loro, visto che noi in Italia abbiamo già tanti problemi. Perché non risolviamo prima i nostri e poi andiamo al massimo a risolvere gli altri, se ce n'è avanza. Dico, in questo villaggio che hanno fatto qui sotto in via Bras, perché non mettono una sezione sanitaria che li controllano, fanno punture? Non andiamo a trovare subito, secondo me, adesso c'è la febbre, viene fuori la tubercolosi, viene fuori qualsiasi tipo di cosa, che secondo me è tardi. Cerchiamo di fare qualcosa per Gorizia. Gorizia perché deve avere queste cose dentro quando noi stessi abbiamo già dei problemi interni? Allora, i problemi miei interni dell'autolavaggio io posso anche lasciarli perdere, posso sovvalcare questa cosa, gli salgo sopra, non mi interessa, ma a me ha dato resta poco nessuno, io sono il minimo qua a Gorizia, sono una persona che magari non c'entra neanche niente, ma dico, io lavoro a Gorizia, cerco di mantenere pulita la mia città, cerco di mantenere pulito tutto quello che è e loro fanno quello che vogliono. Stamattina mi sono recato di nuovo giù in Isonzo a vedere lo scempio che c'è, ci sarà 3-4 bilici di immondizia. Questa qua è brava gente che ha portato loro in questo accampamento in via Bras, ma è la pulizia la dobbiamo fare noi? Allora dico, va bene, distribuiamoci le cose, lo facciamo, non è un problema, che portino anche loro a pulire quello che hanno fatto, perché non mi sembra giusto che loro hanno messo disagio dentro l'Isonzo e noi dobbiamo andare a pulire, che vengano loro insieme a noi, ci armiamo di guanti, pinze, quello che è e andiamo a pulire tutto quello che c'è in Isonzo, perché l'Isonzo deve rimanere pulito. Inoltre tutti i cigni, tutte le cose che c'erano in giro, paperelle, tutto quello che c'era, che andavamo sotto con i bambini a fargli vedere, non c'è più niente, hanno mangiato tutto, ci sono gli avanzi in Isonzo e io non capisco per quale motivo. Questa è la preoccupazione massima, è tenere pulito il nostro posto. Allora non posso essere fermato in giro da un vigile che se butto per terra una sigaretta o la signoretta anziana che magari ha mal di schiena deve raccogliere la cacchetta del cane, che ci può anche stare bene, se non lo fa gli mettiamo una multa. Loro qua non hanno avuto nessuna multa e niente, lo pagano il ticket, fanno altre cose, non fanno niente, dobbiamo fare noi per gli altri. Guardiamo il nostro paese, se avanza qualcosa gli diamo una mano, se non altro mettiamo qualcosa di sanitario qua sotto per loro. Nessuno è razzista, ormai ce l'abbiamo, diamogli una mano come si deve, ma fino in fondo però. Non facciamo a metà lavoro, perché se ne rientrano altri in Italia, come andiamo a finire? Dove andiamo a finire qua a Gorizia? Qua ci sono commercianti, e lo sappiamo benissimo in Italia, che si sono sparati, si sono impiccati per via delle tasse, per via della pressione fiscale. Ma questo è un problema da affrontare, il problema da affrontare siamo noi italiani prima e poi gli altri, casomai. Io non voglio lamentarmi di quello che mi hanno rubato, ripeto di nuovo, non mi interessa. Però adesso bisogna prendere in mano le redini e fare qualcosa per il nostro paese.